Buonasera da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Dopo gli ultimi drammatici casi legati ai gravi ritardi nella consegna di referti istologici, l'assessore regionale alla salute Faraoni avvia un'indagine sui tempi di consegna all'ASP di Trapani. Catania, i file dell'orrore viaggiavano in rete nella maxi operazione contro la pedopornografia online, scoperte violenze su minori da 3 a 6 anni, 34 arresti in tutta Italia, 2 persone abusavano dei figli condividendo i video in rete. La procura di Marsala non ravvisa nuovi elementi e respinge la richiesta di riapertura delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. A presentare la domanda il padre legale della bambina. E ancora caccia al deputato regionale, esponente del PD, che sarebbe coinvolto nell'inchiesta Mercurio su voto di scambio. In fibrillazione il partito in vista del congresso regionale. Etna, si aggiunge anche il flusso da un piccolo cratere alla colata ancora attiva, nessun problema per l'aeroporto di Catania. Sullo Stromboli il fronte lavico si è fermato nella zona superiore della Sciara del Fuoco. Calcio, il Palermo domenica ospita il Brescia, Dionisi conta su Poyampalo e Verre per dare seguito al successo di Cosenza. Serie C, emergenza infinita in casa Catania tra infortunati e squalificati, emergenza appunto continua contro il Foggia, gli indisponibili saranno una decina. E ancora ben trovati, e dopo gli ultimi drammatici fatti sui casi di referti istologici consegnati davvero troppo tardi, l'assessore regionale alla salute Faraoni ha disposto una indagine sui tempi di consegna all'ASP di Trapani. Ma sentiamo Laura Spanò. Dopo il caso dell'insegnante Maria Cristina Gallo di Mazzara, che ha dovuto attendere 8 mesi per il referto istologico arrivato quando il cancro era già in metastasi in provincia di Trapani, la morte di Paolo Robino, 74 anni, ex infermiere di Salemi, riaccende i riflettori sui ritardi nella consegna dei referti. Robino è morto per un infarto il 13 gennaio scorso, 10 giorni prima che gli arrivasse l'esito istologico che attendeva da 4 mesi. L'uomo era stato operato il 24 settembre 2024 a Marsala con l'asportazione di un tumore. Sono quasi 3.000 gli esami che la scorsa estate si erano accumulati nei 2 laboratori di anatomia patologica dell'ASP negli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Il direttore generale dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, si dice addolorato e dispone un'indagine interna. Chi ha sbagliato deve pagare, dice Croce, che ha già provveduto attraverso la Regione a inviare una relazione dettagliata su quanto ha chiesto il Ministero della Salute, ma intanto proprio l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti all'ASP di Trapani. L'assessore sottolinea che c'è la massima attenzione del presidente Schifani su una situazione che ci addolora per i disagi causati a pazienti che già vivono per il loro stato di salute in condizioni di grande fragilità. L'indagine dovrà consentire di valutare le cause delle criticità e individuare l'organizzazione più funzionale a esitare gli esami con la massima celerità. I risultati dell'ispezione saranno resi pubblici. Pedopornografia online, operazione della polizia postale che ha scoperto 34 persone che si scambiavano immagini con abusi su minori, davvero anche piccolissimi bambini fino ai 6 anni. Tutto questo avveniva in stanze nascoste nelle chat di un social network. In un'altra operazione in 25 sono stati arrestati perché avevano distribuito in tutto il mondo file con immagini appunto pedopornografiche realizzate con l'intelligenza artificiale. Ma sentiamo Orazio Longo. Si scambiavano foto e video pedopornografiche all'interno di chat nascoste dentro un social network non molto rinomato. Rooms a cui si poteva accedere con un codice identificativo e solo a condizione che si avessero dei filmati da condividere con gli altri membri. Migliaia i file trovati aberranti in cui si vedono abusi su bambini piccolissimi dai 3 ai 6 anni. Tra gli episodi registrati anche fatti di zooerastia, rapporti sessuali con animali. A scoperchiare il vaso sono state le indagini della polizia postale con il coordinamento della DDA di Catania. 34 le persone arrestate di varie estrazioni sociale e con un'età compresa tra i 21 e i 59 anni. 2 di questi avevano immagini e video autoprodotti con abusi su minorenni. La polizia cibernetica e postale ha fatto un lavoro eccezionale, devo in particolare complimentarmi con la sezione di Catania che partendo da 2
arresti fatti in questa città è riuscito a ricostruire in modo formidabile una rete estesa su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia. Dobbiamo pensare a questo come un fenomeno criminale che si nutre evidentemente di devianze e di criminalità individuale, ma che dietro prevede anche costruzioni di produzioni di questo tipo. Ma la maxi operazione denominata ELO della Procura di Catania, che ha visto 122 indagati e 115 perquisizioni, non è la sola a essersi interessata del mondo della pedopornografia sul web. In un'altra indagine condotta dall'Europol e denominata Cumberland, 25 persone sono state arrestate per la distribuzione online di contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale. Una delle prime operazioni di questo tipo, che, fanno sapere gli investigatori, non è ancora conclusa. Non ci sarebbero delle novità, dei nuovi elementi tali da giustificare una riapertura dell'indagine che era stata archiviata dal GIP nel 2001. Per questo la Procura ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini presentata dal padre legale di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara nel 2004. Laura Spanò. La Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura del caso relativo alla sparizione di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. La richiesta era stata presentata da Tony Pipitone, padre legale di Denise ed ex marito della madre della bimba Piera Maggio, che insieme al padre naturale della minore, Pietro Pulizzi, ormai da 20 anni, chiede di sapere la verità su quanto accaduto alla figlia. Secondo gli inquirenti non sarebbero stati prospettati nell'istanza elementi nuovi tali da giustificare una riapertura delle indagini archiviate dal GIP nel 2021. Per la scomparsa di Denise Pipitone era stata processata e assolta in via definitiva la sorellastra Jessica Pulizzi. Successivamente sulla vicenda la Procura di Marsala aveva aperto un'inchiesta poi archiviata nel 2021 a carico dell'ex moglie di Pulizzi e madre di Jessica, Anna Corona, e sul mazzarese Giuseppe Della Chiave, entrambi indagati per sequestro di persona, e su una coppia di romani, Paolo Erba e Antonella Allegrini, che si erano inventati di essere a conoscenza di particolari sul rapimento della bambina e per questo accusati di falsa testimonianza. Al processo Artemisia, dopo una ricostruzione dei fatti oggetto del processo riportati dentro la memoria di quasi 1000 pagine, il PM Sara Morri davanti al Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Franco Messina, ha chiesto condanne per 155 anni di carcere. Il processo ha messo in luce condotte di corruttela con il fine di acquisire consensi elettorali. Mirava a questo Giovanni Lo Sciuto, politico di lungo corso, ex deputato regionale, accusato anche di avere creato una sorta di loggia massonica segreta. Per Lo Sciuto sono stati chiesti, ecco lo vedete, 14 anni, 9 anni invece per l'ex re della formazione professionale Paolo Genco. Tutti gli imputati avrebbero partecipato a un sistema che agiva con la corruzione e che puntava a inquinare la politica. Ed è ancora a caccia al misterioso deputato regionale esponente del Partito Democratico che sarebbe coinvolto nell'inchiesta Mercurio sul voto di scambio a Catania e provincia. In fibrillazione adesso il partito in vista del congresso regionale. Sentiamo. C'è un pezzo del PD adesso in fibrillazione, sfiorato dal blitz Mercurio che ha portato in carcere il deputato autonomista Giuseppe Castiglione. I nomi di Concetta Rai e Angelo Villari sono finiti nelle intercettazioni del Ross sull'elezione del sindaco di Ramacca Vitale. Nell'autunno del 2021 il suo partito accorreva a sostenerlo in campagna elettorale. È assurdo, ho fatto solo incontri pubblici, ci ribadisce Angelo Villari, all'epoca segretario del PD di Catania. Si tira fuori anche l'ex deputata regionale Raia, che incontrava Vitale quando entrambi erano alla CGIL. Resta il fatto che nelle pagine dell'ordinanza della DDA di Catania c'è traccia di un incontro fra i boss e un alto deputato regionale, un uomo del PD. Un quinto politico ancora misterioso coinvolto nell'operazione dopo Castiglione, il sindaco di Ramacca, il suo vice e un consigliere di Mister Bianco. Dagli interrogatori di garanzia potrebbe emergere quanto fosse a conoscenza del ruolo delle persone che incontrava. Anche Castiglione davanti al GIP ha negato ogni coinvolgimento con la criminalità organizzata, da cui, secondo l'accusa, avrebbe avuto voti in cambio di appalti al cimitero. In particolare con quel Domenico Colombo, personaggio chiave dell'inchiesta, ufficialmente dipendente di Sostare, ma esponente di spicco del gruppo Santa Paola Ercolano.
Temendo di essere intercettati, i boss catanesi si chiamavano connomignoli. C'era Usuggi, il topo, Uponchio, la volpe, il gatto o anche Prezzemolo e Star Trek. E poi Ernè, semplice diminutivo di Ernesto Marletta, designato al vertice della cosca, che dopo la raffica di arresti dovrà trovare un nuovo reggente. Sul fronte politico resta alta la tensione nel PD, dove in vista del prossimo congresso regionale arriva un commissario, Nico Stumpo, che dovrà gestire le faide siciliane e qualche imbarazzo sulla questione morale. Torna il sereno tra Corte dei Conti e Regione Siciliana. L'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura di controllo è l'occasione per sottolinearlo. I conti della Sicilia migliorano, il Presidente incassa il compiacimento della Procura e auspica maggiore collaborazione. Sentiamo Maglio Viola. Crescono le denunce di danno erariale presentate dalle amministrazioni pubbliche e adesso anche da ASP e ospedali, ma nel frattempo la nuova normativa allarga il contraddittorio a troppe amministrazioni rischiando di paralizzare la Corte dei Conti. È un doppio allarme quello emerso dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, temi importanti proprio mentre si spendono le risorse del PNRR, che è una grande sfida per tutte le amministrazioni pubbliche. Al tempo stesso la norma, nota come scudo erariale, impedirà fino ad aprile di perseguire chi sbaglia. Ma ci sono anche buone notizie che riguardano la macchina regionale, che riparte e rimette a posto i conti. C'è un momento di compiacimento per il fatto che gli ultimi dati che noi abbiamo rilevato da parte dell'assessorato al bilancio per i conti della regione sono estremamente positivi, quindi l'azione che abbiamo portato avanti negli anni scorsi anche come Procura Generale, sapete che io in precedenza ho ricoperto quell'incarico, hanno dato i loro risultati perché c'è stata una sensibilizzazione da parte del governo in questo senso, per cui si è ristabilito un circolo virtuoso che sembrava invece essere andato perduto. Il Presidente Schifani incassa l'apprezzamento e invita anche altri rami della Corte dei Conti ad una maggiore interlocuzione, manifestando l'amarezza per un errore commesso invece dalla sezione di controllo. Credo fortemente nella leale cooperazione tra organi dello Stato, magari una funzione di maggiore coordinamento che forse è mancata in ordine agli ultimi fatti dei quali si è parlato. Io non ho avuto remore nel manifestare la mia amarezza in ordine alla mancata dialettica, al mancato confronto sulle valutazioni della sezione consultiva, la sezione di controllo, per quello esercitato ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione sul tema PNRR. Sarebbe bastato un maggiore coordinamento per evitare pronunziamenti che avrebbero determinato allarme sociale. Il clima adesso è buono fra Regione e Corte dei Conti e Schifani promette di tenere in debita considerazione tutti gli spunti venuti dalle relazioni di Presidente e Procuratore. Cambiamo decisamente argomento. A Palermo è quasi impossibile riuscire a trovare un monopattino a noleggio. Sono tantissimi i furti, sono all'ordine del giorno con le aziende che denunciano. Questi monopattini vengono però poi rivenduti illegalmente sui canali Telegram e WhatsApp. Sentiamo Marco Gullà. Alcuni turisti sono spiazzati, devono spostarsi verso il loro B&B, ma non trovano monopattini da noleggiare. Una nuova piccola emergenza che c'è nel capoluogo siciliano. I monopattini a noleggio, infatti, è proprio il caso di dirlo, vanno letteralmente a ruba, nel senso che vengono rubati quotidianamente per essere poi rivenduti legalmente tramite canali WhatsApp e Telegram. Nonostante le decine di denunce, parla così l'amministratore delegato di un'azienda per il servizio di noleggio, le numerose richieste di aiuto, le segnalazioni di ogni genere, oggi siamo veramente preoccupati. Ci sono troppi furti e a pagarne sono, come sempre, i cittadini. E in effetti, facendo un giro per il centro storico di Palermo, non vediamo monopattini e se si va in periferia la situazione è decisamente peggiore, con le piste ciclabili totalmente sguarnite. Tra danneggiamenti e furti a Palermo e quindi allarme e monopattini, un servizio in meno anche verso i tanti turisti che ormai affollano quotidianamente il centro storico cittadino. All'Etna adesso eruzione ancora in corso, non ci sono problemi per l'aeroporto di Catania, ha notato una ripresa dell'attività ancora per lo Stromboli con un flusso lavico che si è fermato nella zona superiore della Sciara del Fuoco. Orazio Longo.
L'Etna chiama, lo Stromboli risponde, sembra un po' questo il leitmotiv delle ultime ore tra i due vulcani. Nel primo caso gli esperti hanno potuto osservare la presenza di un piccolo cratere a Pozzo de Gassante sul fianco meridionale della Boccanuova a quota 3100 metri. Un modesto trabocco lavico dal cratere di sud-est ha formato un piccolo flusso sull'altofianco meridionale, mentre continuano le attività esplosiva ed effusiva dalla fessura alla base meridionale della Boccanuova. Al momento il bollettino di allerta per i voli, il VONA, rimane di colore arancione e non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, mentre rimane l'allerta per i turisti incauti e improvvisati senza adeguata preparazione che, senza essersi affidati a guide esperte, nelle ultime settimane hanno invaso il vulcano creando non pochi problemi ai soccorritori. Un trabocco lavico dall'area craterica nord associato a modeste fontane di lava è invece presente sullo Stromboli, e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, attività analoga a quella presente alla base della Boccanuova dell'Etna ma non collegata ad essa. Al momento il fronte del flusso lavico sullo Stromboli si attesta nella porzione superiore della sciara del fuoco. Continua senza variazioni l'attività esplosiva ordinaria a entrambe le aree crateriche nord e centro-sud. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare di crediti sanitari IRFIS con un buco da oltre 1,5 milioni. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, buco da oltre 1,5 milioni nel bilancio dell'IRFIS, la società della regione siciliana che si occupa di contributi e attività bancarie. A causarlo un'operazione finanziaria azzardata nel 2018. Ci spiega tutto Manlio Viola. Da 1 a 15 milioni di euro. Tanto la regione siciliana rischia di perdere a causa di un'operazione finanziaria azzardata messa in campo nel 2018. Il buco compare nei bilanci dell'IRFIS, la società di proprietà della Sicilia, che si occupa di finanziamenti alle attività produttive, di erogare contributi per conto alla regione, di gestire graduatorie e provvedimenti di sostegno. Nell'ambito della sua attività bancaria, nel 2018 l'IRFIS ha acquistato crediti sanitari. Di fatto ha anticipato dei soldi ad una casa di cura della provincia di Avellino, a fronte della cessione di crediti che IRFIS avrebbe dovuto incassare ottenendone un guadagno. Ma i crediti in questione sono risultati spazzatura. L'IRFIS ha avviato dunque una causa, ma il recupero dei soldi investiti appare alquanto complesso. Il buco attualmente è pari a 1.600.000 euro, ma alla fine le perdite potrebbero arrivare fino a 15 milioni. A rendere inesigibili i crediti è il fatto che la fattura in questione parla di prestazioni extra budget da parte di questa casa di cura, e di fatto le regole della sanità pubblica impediscono alla regione Campania, per cui ha fatto queste prestazioni, di pagare extra budget alla casa convenzionata. Un dettaglio che diventa sostanza e del quale ci si sarebbe dovuti accorgere. Per questo IRFIS annuncia causa anche all'intermediario finanziario, una banca del Lussemburgo, ed al proprio consulente di quegli anni. Ma nell'attesa che la causa internazionale faccia il suo corso, il buco c'è e resta. E adesso alle agenzie. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza, già deliberato in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore a partire dal 23 luglio, lo ricordiamo, avevano interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e di Trapani. Questo quanto riferisce un comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione di oggi. E adesso i ponti di primavera. La Sicilia è davvero meta preferita delle vacanze e tra i viaggiatori sono tanti i giovani che scelgono l'isola. Emanuela Corsi. La primavera è uno dei periodi più amati dai viaggiatori. Complice il clima mite e i costi meno proibitivi rispetto ai mesi estivi, quest'anno viene scelta da un italiano su 4 che approfitterà dei ponti tra Pasqua e il 1° maggio per fare una vacanza. A partire saranno maggiormente i giovani, attratti soprattutto dai piccoli borghi, segnale di come le nuove generazioni stiano riscoprendo un turismo più culturale, autentico e sostenibile. E quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Unione per la difesa dei consumatori sui ponti di primavera. A vincere la
palma della regione più gettonata è la Sicilia, seguita a pari merito da Toscana e Campania. La durata della vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni. I più fortunati potranno organizzare una lunga vacanza di 2 settimane, approfittando del fatto che quest'anno i ponti primaverili sono tutti contigui. Intanto arrivano novità sul fronte della privatizzazione dell'aeroporto catanese di Fontanarossa. Il Consiglio di amministrazione della SAC, società che gestisce lo scalo, ha approvato le procedure e i documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci per avviare l'iter. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla Sicilia. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi in chiusura il calcio cominceremo con il Palermo, a tra poco. Siamo al calcio, si avvicina per il Palermo la partita di domenica al Barbera contro il Brescia. Brunori squalificato, Henry e Nicolau assenti. In avanti tornerà Leduaron al fianco di Poyampalo. Marco Gullà. Verre e Poyampalo. Alessio Dionisi si affida a loro, nuova spina dorsale del Palermo, per battere il Brescia domenica al Barbera e centrare la seconda vittoria consecutiva. Con l'assenza di Brunori per squalifica toccherà quindi al trequartista e all'attaccante finlandese prendere in mano il Palermo e condurlo verso un nuovo successo per provare a rientrare in zona playoff, distante in questo momento 2 punti. Al posto di Brunori dovrebbe esserci Leduaron, considerato che Henry è ancora out. Non recupera nemmeno Nicolau, ma in difesa torna Ceccaroni. Arruolabile anche Diachité, ma a centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Pierozzi. Sul capitolo stadio e la convenzione da rinnovare torna a parlare l'amministratore delegato Giovanni Gardini, che lancia un messaggio chiaro all'amministrazione comunale. Abbiamo necessità di avere questa convenzione in mano, altrimenti dovremmo fermarci e fare delle altre valutazioni. Non possiamo più aspettare, perché non possiamo più investire soldi a fondo perduto. Chiamasi investimento per questo motivo e quindi ci stiamo sostituendo in tutto e per tutto per risolvere ciò che non è stato fatto in oltre 30 anni. E adesso alla Serie C, domenica la partita contro il Foggia in casa al Massimino, ma per il Catania l'allenatore Mimmo Toscano dovrà fare davvero miracoli per schierare l'11 titolare, viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Sentiamo Francesco Triolo. La speranza di Mimmo Toscano di uscire quanto prima dall'emergenza costante di questa stagione, quella degli infortuni, svanisce settimanalmente o addirittura peggiora. È una lista lunghissima ed è di quelle che non fanno piacere, infatti l'elenco appeso all'infermeria del Catania, che si allunga sempre più e coinvolge anche pezzi importanti del gruppo di Toscano. Il problema principale è sempre quello degli infortuni, tanto che il tecnico deve trovare delle soluzioni adattando qualche giocatore. Facciamo qualche esempio, come quello di Lunetta, rientrato da qualche giorno con il gruppo. Se non dovesse recuperare pienamente per domenica, il problema sulla corsia di sinistra dovrebbe essere rimediato con lo spostamento di Raimo e l'adattamento di Frisenna a destra, lui che non è un esterno. Da qui l'inserimento di Luperini a centrocampo. Detto della parte mediana della formazione, in difesa si confida sulla possibilità di recuperare Allegretto, anche perché la squalifica di Gherardi impone già l'impiego di Quaini in una posizione più arretrata. Per l'attacco ci sono poche possibilità di scelta, visto che Inglese mancherà per almeno altre 2-3 partite, e allora è possibile rivedere lo stesso tridente schierato con l'Altamura, con Jimenez dietro Montalto e De Paoli. L'unica alternativa è il giovane Corallo. Al Massimino il Foggia arriverà dopo la sconfitta col Potenza, vorrà riscattarla, ma senza tifosi. Il prefetto di Catania ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.